È stato un fine settimana all'insegna degli incendi, quello vissuto da Nuoro e dal suo territorio. Sabato le fiamme hanno sfiorato le abitazioni di Città Giardino, mentre ieri hanno interessato l'area di Corte su Berrinau. La vastità del rogo ha reso necessario il massiccio intervento delle forze antincendio di terra, supportate da 3 Canadair dei Vigili del Fuoco, 2 elicotteri del Corpo Forestale Regionale e il Super Puma, che hanno volato per oltre 5 ore per avere ragione dell'incendio. Un rogo partito attorno alle 14 dalla zona di Rio Fontana Gasones nei pressi della statale 131 e che, sospinto dal forte vento di maestrale, ha risalito velocemente il costone fino ad arrivare al confine di Città Giardino per poi estendersi verso la zona di Corte su Berrinau. Solo l'intervento coordinato dalle forze di terra, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale Regionale, dipendenti dell'Agenzia Forestas e Protezione Civile e dei mezzi aerei che hanno effettuato decine di lanci d'acqua, attorno alle 19 ha consentito di mettere sotto controllo le fiamme e permettere l'inizio delle operazioni di bonifica. In corso di quantificazione gli ettari percorsi dalle fiamme e i danni causati ai terreni e alle aziende presenti nell'area percorsa dal fuoco. Sabato invece a Città Giardino sono vissuti momenti di grande paura per un incendio che ha seguito la stessa dinamica di quello di ieri. Le fiamme, partite dalla galleria di Prato Sardo, si sono dirette velocemente fino alle prime case del rione, alcune delle quali sono state evacuate e hanno visto annerita la recinzione. La forza dell'incendio ha fatto sì che le fiamme scavalcassero Viale degli Oleandri per incendiare l'area verde attorno al campo sportivo fino ad arrivare a Via delle Rose. Solo un caso fortuito non ha fatto registrare danni alle abitazioni e alle persone. 2 incendi in 2 giorni che vanno sommati a quelli devastanti di domenica scorsa e di mercoledì che hanno bruciato la collina di Biscollai. Per ora un bilancio grave è quello del capoluogo barbaricino sul fronte degli incendi e siamo solo a metà luglio.